C'è un luogo a Milano dove il nome di Leonardo da Vinci non è un richiamo turistico, ma una promessa mantenuta. Un luogo dove le sue idee non sono semplicemente esposte, vengono ricostruite, interpretate, riportate in vita. Oggi vi porto al Leonardo 3 Museum, un'esperienza che non assomiglia a nessun altro museo dedicato a lui. Entrando si ha subito la sensazione di varcare una soglia particolare. Non ci sono teche che tengono lontani i visitatori, né pannelli interminabili da leggere. Qui è tutta azione, movimento e scoperta. È come essere invitati a entrare nella mente di Leonardo, a camminare accanto a lui mentre immagina, tenta, progetta, cancella e, perché no, ricomincia. Tutto nasce dai codici, dal manoscritto B, dal codice del volo e dal codice atlantico. Sono loro la base del lavoro di ricerca portato avanti dal Centro Leonardo 3, una realtà unica nel suo genere, fatta di storici dell'arte, ingegneri, modellatori, programmatori, artigiani e studiosi, che da anni analizzano e interpretano ogni tratto, ogni appunto, ogni intuizione leonardesca. E da questo studio nasce la magia. Macchine che Leonardo non costruì mai diventano finalmente realtà. Camminando tra le sale si incontrano strumenti musicali, marchingegni meccanici, creature immaginate molto prima che la tecnologia moderna potesse renderle plausibili. Ogni modello è una risposta a una domanda che attraversa i secoli. Come avrebbe funzionato davvero? E mentre li si osserva si percepisce la straordinaria modernità di Leonardo, quella sua capacità di mescolare scienza, arte e ingegno in un unico gesto. Non è un caso se molte delle sue idee anticipano concetti che oggi ci sembrano normali: il volo, il movimento automatico, la robotica e la dinamica. L'esperienza non è mai passiva. Gran parte del percorso è costruita per essere esplorata in modo interattivo. Si possono aprire macchine digitali, scoprirne i meccanismi, ruotare gli ingranaggi, ricomporre i pezzi, sperimentare ciò che Leonardo aveva immaginato 500 anni fa. È impressionante quanto tutto sembri naturale, come se la tecnologia moderna avesse finalmente raggiunto il passo del Rinascimento. Uno dei momenti più sorprendenti di tutto il museo arriva quando ci si trova davanti a una delle opere più amate e più fragili della storia dell'arte, l'Ultima Cena. Non l'originale naturalmente, ma una ricostruzione che permette di vederla com'era quando Leonardo stava ancora lavorando nel refettorio. La tecnologia sviluppata dai laboratori ha permesso di restituire i colori, la luce, le tonalità perdute nel tempo. E l'effetto è potente. Non perché sembri un quadro nuovo, ma perché sembra vivo, perché si avvicina a ciò che Leonardo davvero immaginò. Lo stesso refettorio di Santa Maria delle Grazie è stato ricostruito per offrire un contesto completo e filologico. È come entrare in un tempo sospeso in cui l'opera torna a respirare. Il museo dedica grande attenzione anche ai bambini, che qui non sono spettatori, ma protagonisti. Nel laboratorio di Leonardo possono costruire un ponte autoportante, assemblare macchine, capire come funzionano gli ingranaggi, toccare la logica nascosta dietro ogni invenzione. È bello vedere come l'ingegno di Leonardo, così complesso e raffinato, riesca a parlare anche ai più piccoli senza perdere profondità. E questa è una delle forze del museo, rendere accessibile ciò che spesso è considerato difficile. E come detto, il Leonardo 3 Museum non è solo un museo, è un centro di ricerca in continua evoluzione. Qui si producono nuovi studi, si realizzano prototipi, si approfondiscono intuizioni, si sviluppano tecnologie digitali capaci di analizzare e ricostruire opere d'arte con una precisione mai vista. È lo stesso team ad aver creato la versione digitale del codice atlantico e quella del codice del volo in alta definizione, con ogni singolo elemento interattivo. Un lavoro imponente che sta ridisegnando il modo in cui ci avviciniamo ai codici leonardeschi. Il museo ha anche riportato alla luce macchine rimaste per secoli poco comprese, dall'automobile di Leonardo al cavaliere robot, dal pipistrello meccanico al grande nibbio. Ogni ricostruzione è un tassello in più che si avvicina a un uomo che non ha mai smesso di incuriosire il mondo. Il percorso si chiude con una sensazione precisa. Leonardo qui non è un monumento da contemplare, è un essere umano straordinario che continua a fare domande. E il museo è un luogo che invita a rispondere, a immaginare, a lasciarsi sorprendere. Visitare Leonardo 3 Museum significa riscoprire non solo un grande artista, ma un modo di guardare il mondo. Un modo che intreccia conoscenza e meraviglia, tecnica e poesia, ragione ed esperienza.
È un viaggio che lascia addosso una sensazione rara, la voglia di saperne di più. Se non ci siete mai stati, mettetevelo in agenda. E se ci siete già stati, tornateci, perché ogni visita è diversa e ogni sala rivela sempre qualcosa che la volta precedente non avete notato. D'altronde, quando si parla di Leonardo, la scoperta non finisce mai.